nostri corpi, decidiamo noi. L'attuale governo decide di convocare questo convegno. No. Fermi. Dopo aver scelto il silenzio come unica risposta ad un intero anno di lotte, un intero anno di richieste portate ai nostri istituti e di al Ministero stesso con l'obiettivo di ottenere un nuovo genere di scuola, un nuovo genere di educazione. State dicendo una falsità. Questo è un evento organizzato da una fondazione. In una società che vede nel corpo Allora, buonasera, ben ritrovati con Ring nella puntata del giovedì in contemporanea su TV12 e Tele4, tutte le TV del Friuli Giulia. Dunque, è stata una giornata, almeno nelle ultime ore, ecco, in cui è successo veramente di tutto. Questa sera affrontiamo più i temi, come sapete, sul fronte nazionale. Di fatto manca un mese al voto, 8 e 9 giugno per europee e amministrative e insomma, oggi avete visto questa immagine della contestazione. Tra l'altro, se hai, saluto Emanuele Sergi e Alessandro Fiermonte in regia, anche l'altro video che avevamo preparato, Emanuele, si vede la versione ufficiale, definiamola così, cioè del convegno oggi interrotto dalle studentesse, al quale era presente come relatrice la ministra Roccella. Il tema è quello della gravidanza, la sospensione della gravidanza e dunque la contestazione che avete sentito. Di questo poi della Presidente del Consiglio che parla di Costituzione, ha un convegno invece alla Camera e rilancia il tema del premierato, mentre Elly Schlein dice ci opporremo con le idee e con i corpi, no? Anche a questa riforma. Poi torna il super bonus, ancora Vannacci, eccole qua, queste sono le immagini, grazie ai ragazzi di regia, per quanto riguarda questi stati generali della natalità e qui si vede il momento in cui abbiamo mostrato poco fa, inizia la contestazione, forse possiamo far sentire anche un po' di audio e la ministra si alza e risponde. Per questo evento, non riesco a vedere cosa c'è scritto. Ecco, i cartelli, sentiamo. Sono dei ragazzi. Cosa c'è scritto? Non sento. Ora il ministro si alza e poi lascerà questo dibattito invece. Allora, sul mio corpo decido io, no? Ora parla il ministro, sentite. Ragazzi, ma noi siamo d'accordo? Nessuno ha detto che qualcun altro decide sul corpo delle donne, proprio nessuno. Ecco, questa diciamo è la frase poi pronunciata dal ministro. Per questo che siamo qui, perché le donne oggi non decidono sul proprio corpo, non decidono non decidono fino in fondo, liberamente, se vogliono avere figli. Abbiamo questo problema, anche a quello a cui voi fate riferimento. posso? Eugenia, Chi? ne faccio venire una. Va bene, dopodiché, ecco, mentre c'è questo dibattito, di fatto si allontana, eccolo qua, vedete, si alza e se ne va perché non riesce a tenere il suo intervento la ministra. Vabbè, insomma, al di là di questo, che è una parte, dicevo, di tutto quello che è successo, arriverà il generale, scrivono, vabbè, oggi era Udine tra l'altro. Va bene, fermi lì, fate vedere il sondaggio, vi presento subito gli ospiti, tra l'altro stasera siamo beati tra le donne, eccolo qui, il sondaggio riguarda invece il super bonus, 110%, secondo voi è stata un'idea sbagliata, è il tema di cui, che viene affrontato con questa lettura, ecco, è stata un'idea giusta? Potevamo domandare, o è stata un'idea sbagliata? Questa è l'idea che anima invece questo governo, no? Giorgetti spesso ha attaccato proprio l'effetto sui conti del super bonus. Ma dite la vostra, insomma, sì o no? Lo dico subito, lo ripeterò perché tanto ogni volta c'è un problema, ma così, perché ce lo scrivono, ma così funziona, sentirete un segnale di occupato, ma ha registrato la vostra preferenza comunque il sondaggio, perché funziona così. Ed è anonimo e gratuito, altrimenti appunto sarebbe a pagamento. Saluto e ringrazio Anna Maria Cisinta, sindaco di Monfalcone per la Lega. Buonasera, bentrovata. Grazie. Da quest'altra parte invece Sara Vito per il Partito Democratico. Buonasera. Buonasera.
E eccola qui, e l'onorevole Isabella De Monte, Italia Viva, quindi Stati Uniti d'Europa, invece è il simbolo che troverete l'8 e il 9 giugno. Non so se è collegata, ragazzi, come io comincio sempre dalle donne, comunque, eccola qui, la vedo adesso, Sabrina Pignedoli, europarlamentare uscente ricandidata del Movimento 5 Stelle, buonasera, ben trovata. Buonasera a voi, grazie. Collegato c'è anche il già sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, oggi Azione Siamo Europei, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, allora stiamo aspettando anche Vito Comincini nella lista Libertà. Allora, mi dica la sua, visto quello che è successo con il Ministro? Ma intanto la cosa veramente grave è questo continuo tentativo di censura per far evitare di esprimere i propri pensieri. Io penso che questo sia molto grave, accade ultimamente molto di frequente e quindi questo tentativo di non far parlare chi la pensa diversamente è veramente una questione che è intollerabile. Il Ministro oggi ha tentato di fare ciò che avrebbe potuto fare, come è capitato, devo dire, in quest'ultimo periodo anche ad altri giornalisti. Abbiamo assistito nelle università alla impossibilità di giornalisti di esprimere, probabilmente perché ebrei, il loro pensiero. L'altro giorno a Salvini è stato quasi, dopo ce l'ha fatta, ma insomma è stato quasi proibito di presentare il suo libro. Io penso che se questa è la democrazia siamo davvero in una situazione di fascismo rosso in questo caso. Chi risponde? Salvito? Ma diciamo che è sempre sbagliato quando si priva una persona della possibilità di esprimere il proprio pensiero, no? Qui abbiamo visto il Ministro che insomma ha avuto delle difficoltà tali che alla fine insomma ha deciso di abbandonare la sala. Questo è ovviamente una cosa non corretta, però se c'era una protesta non si può neanche ignorarla, vuol dire che c'è un motivo, c'è evidentemente c'è una contrarietà a determinate scelte che il governo ha preso e che anche nella ministra sono rappresentate. Io credo che invece il diritto, come ha detto anche il Presidente Mattarella giustamente, è ovvio che il diritto di espressione, di pensiero, di parola debba essere garantito a tutti, sia che sia un ministro ovviamente, ma anche sia che sia un qualsiasi cittadino, perché allora il tema censura vale per tutti. Abbiamo assistito a quello che è successo alla RAI con Scurati, anche lì vedi, non mi pare che si possano usare alla fine principi diversi, no? Se vale, vale ovviamente per tutti. Il dibattito deve esserci e deve essere però sempre costruttivo. Ecco, Pignedoli, però ha sentito, no? È un po' il ritorno, cioè il fatto, tra l'altro adesso non voglio entrare nei tecnicismi, anche perché da uomo di sicuro poi sbaglierei qualcosa, però cosa dice la Presidente del Consiglio? Noi dobbiamo dare in realtà piena applicazione alla legge 194, quindi anche considerare una informazione piena, completa, non so come lo vogliamo dire, no? Per le donne nel momento in cui si dovessero trovare davanti a questa decisione. Ecco perché probabilmente protestano anche queste ragazze, non vogliono che qualcun altro decida per loro, dicono, no? Prego Pignedoli, poi De Monte e sentiamo anche Pizzarotti. Beh, forse non vogliono che un diritto sacrosanto come quello dell'aborto venga tolto, visto che si sta facendo tutto il possibile per toglierlo. Consideriamo che ci sono gli obiettori di coscienza e per una donna è molto difficile riuscire a trovare un posto dove abortire e l'aborto non è certo un momento facile per una donna, non è una scelta facile e avere qualcuno pro vita che ti sta dicendo che sei un'assassina mi sembra veramente una cosa fuori da ogni norma costituzionale. Bisognerebbe metterlo in Costituzione l'aborto, è stato votato al Parlamento europeo la possibilità di metterlo in Costituzione e visto che è un diritto e pensavamo che fosse un diritto dato per acquisito, invece a questo punto abbiamo visto di no e quindi credo che le contestazioni siano doverose. Anche perché comunque la ministra, voglio dire, ha la possibilità di parlare quando vuole, può andare in televisione, può dire tutto quello che vuole, mentre invece i cittadini magari hanno la possibilità di contestarla solo quando lei si espone al pubblico e poi deve scappare. De Monte, intanto fatemi salutare, ditemi se siamo pronti, Vito Comincini, Libertà,
Cateno De Luca, insomma, buonasera a tutti. Che ci ha raggiunto. Buonasera, ben trovato. Allora, De Monte, la sua visione? Ma intanto io tornerei sulla protesta di questi ragazzi che basterebbe dire che Mattarella ha espresso solidarietà alla ministra, quindi già questo sarebbe sufficiente. Io dico, abbiamo tutti avuto l'esuberanza giovanile, la protesta, eccetera, dopodiché io non considero accettabile che si possa affrontare un dibattito pubblico, questo doveva essere un confronto in questa maniera, cioè impedendo a una ministra di parlare, che secondo me peraltro ha reagito anche in una maniera molto cordiale, di apertura, di diciamo anche di condivisione. Purtroppo non le è stato permesso di parlare, però dall'altro lato dobbiamo dire anche una cosa molto onestamente, la eurodeputata Pignedoli l'ha detto, cioè non dobbiamo creare un clima di tensione, perché tutto questo nasce da un emendamento, anzi da un ordine del giorno che è stato approvato alla Camera e che riguarda proprio l'accesso dei pro vita nei consultori. Allora una cosa deve essere chiara, nei consultori ci sono già i soggetti a ciò deputati, cioè, a dare assistenza a tutto il personale sanitario, di assistenza in questi delicatissimi momenti. E quindi io secondo penso lei è una precisa scelta politica di includere i pro vita nei consultori? Accogliere un consenso, diciamo, conservatore in una fase chiaramente elettorale, quindi questo è stato uno strumento, ma non è il modo da un lato né di protestare, ma dall'altro di aprire fronti su una legge che è di decenni e che credo non debba essere assolutamente e che secondo lei è in pericolo? Come dice Pignedoli, diciamo, cioè il diritto all'aborto. Si apre sempre qualche fronte, si sonda qual è il sentiment del Paese, quindi io penso che sia un modo questo per iniziare a discuterne. Questo è il pericolo che io intravedo nel modo di agire, perché altrimenti non avrebbe decisamente senso. Allora dai, chiudiamo il giro con Pizzarotti e Comencini poi. Pizzarotti. Ma il fatto di togliere la parola a qualcuno è sempre sbagliato, questo, come dire, condivido. Poi nel merito, visto la declinazione delle deleghe della ministra, c'è il tema della natalità, forse dovrebbe occuparsi molto di più, come tutto il governo, di quello che può essere un piano per il nostro gelo demografico che a tendere diventerà un problema gigantesco, sia per quanto riguarda la piramide dell'età e delle persone, del carico sull'INPS, ma soprattutto per le nuove generazioni. Quindi mi sembra che il governo sia troppo spostato su temi ideologici che parlano legato, strumentalizzando, anche se negando di voler cambiare nulla, contro la 194 per accontentare i comitati e le associazioni pro vita, mentre non si occupa di fare politiche attive per dare la possibilità alle giovani coppie italiane di avere figli. Quindi io penso che il vero problema sia questo, poi zittire è sbagliato e anche andare via dai dibattiti è sbagliato. Bastava far parlare una persona in modo educato, ma dovevano tacere le persone che hanno fatto confusione in sala. Cosa dice Comencini lei? Innanzitutto che non è da oggi che c'è questo accanimento e questo tipo di proteste dal mio punto di vista ideologiche contro questo ministro, contro le sue idee politiche, contro quello che porta avanti. È fin dall'inizio che c'è evidentemente una spinta nei suoi confronti, ripeto, ideologica, solo per il fatto che ha un approccio di un certo tipo, o almeno dovrebbe aver avuto fin dall'inizio questo tipo di approccio di tutela verso la vita, quindi questo fa capire spesso dietro queste spinte massime all'abortismo che dietro c'è una matrice, ripeto, dal mio punto di vista assolutamente ideologica. Dall'altra parte il fatto di portare avanti delle politiche di tutela e anche di cercare di aiutare le donne che vorrebbero interrompere la gravidanza, che vorrebbero abortire, a poter fare una scelta diversa, non ci vedo assolutamente nulla di male e mi sembra perfettamente coerente con cercare anzi di far capire l'importanza della natalità, l'importanza di una lotta alla crisi demografica, che non può passare solo da quello, è chiaro, bisogna dare i servizi, bisogna dare tutti i sostegni e le tutele necessarie alle famiglie, in particolar modo alle donne che devono portare avanti una famiglia, devono portare avanti i figli, talvolta anche tanti figli, e quindi diventa molto impegnativo. Però, ripeto, nulla vieta che sia anche questo uno degli elementi importanti, il fatto di cercare di aiutare queste donne che spesso lo fanno anche per motivi economici, motivi di superficialità, di ignoranza, di tante cose che portano purtroppo a questa scelta drammatica, perché rimane una scelta drammatica dal mio punto di vista. Però Pignedoli dice che è in pericolo, no, il diritto all'aborto. Cosa dice? Io penso che assolutamente non ho questa percezione, nessuno ha messo in discussione
l'importanza della scelta della donna e anche la legge, assolutamente. Io penso che quando hai da fare, devi fare delle scelte importanti, ascoltare delle persone che magari ti possono anche suggerire o dare una mano a valutare anche magari situazioni da cui puoi uscire e non sia una cosa negativa. Cioè non riesco a capire in che cosa ci sia di male nell'immaginare un percorso partecipato con l'ascolto di professionisti, di persone che comunque magari nella loro esperienza di vita e associativa ti possono anche garantire determinati supporti, perché in questo caso per la donna l'aborto è sempre un momento veramente molto difficile, io penso tragico, ecco, quindi ascoltare, riuscire ad avere un approccio più partecipato non è assolutamente sbagliato o negativo. Quello che mi stupisce sempre è questo accanimento che sfocia sempre nella violenza verbale, nella non tolleranza all'ascolto, al confronto, perché tu puoi dire del corpo decido io, del mio corpo decido io, ed è assolutamente giusto che sia così, ma perché non puoi accettare che ci siano delle persone che magari pensandola diversamente ed essendo titolate a parlarne, perché siamo in una democrazia e c'è chi governa perché ha vinto, non perché ha usurpato, non può quella persona esprimere il suo pensiero e raccontare magari dice, ci sono già cosa... nei consultori, no? Dice, quindi adesso non voglio utilizzare termini sbagliati, però è quasi una provocazione allora includere i pro vita. Lei dice no, non è in questo senso, però poi non è una provocazione, non è una... Però mi chiedo perché con la stessa determinazione, quando ad esempio ho sottoposto molte volte il tema della tutela della donna, ad esempio musulmana, con la quale io mi confronto ogni giorno e che vive situazioni davvero invece di problematiche che sono oggettive, che non ci sia la stessa determinazione ad affrontare quel problema, cioè tutelarla, grave, lei dice, no? di tutela che è mancata, di tutela proprio anche rispetto a situazioni di dignità della persona e della vita. Sara Vito. Ma io credo che mai come questa volta, diciamo, la proposta politica, stiamo avvicinando alle elezioni europee, è così chiara e così diversa. Non so, a volte i cittadini possono dire siete tutti uguali, dite le stesse cose. Ecco, io penso che su un argomento come questo ci sia invece per fortuna a mio avviso, una presa di posizione molto diversa delle forze politiche e io sono assolutamente convinta che questo emendamento, questo provvedimento che è stato inserito, poi tra l'altro fuori contesto, parlavano di PNRR e si è voluto inserire un argomento tra l'altro così, su una legge così importante, così delicata, invece dimostra come ci sia un approccio altro che ideologico di questo governo su alcuni argomenti così importanti, perché cioè io sono anche un giurista, non è che una norma per essere stravolta deve necessariamente essere oggetto di un profondo intervento normativo che la stravolge. Una norma viene anche svuotata di contenuti nel momento in cui non la si rende effettivamente applicativa, perché se una donna ha in questo momento così drammatico come può essere quello della scelta se interrompere o meno una gravidanza, si trova in un consultorio, sempre che il centrodestra non li abbia già chiusi tutti, visto che è anche quello che sta succedendo in Regione Friuli Venezia Giulia. Ma se effettivamente si trova non ti ho interrotto, finisco e poi parlerai anche tu. Se effettivamente una donna si rivolge a un consultorio e trova il 70% dei medici obiettori di coscienza, vuol dire che questa norma ha dei problemi applicativi. Nella norma, a differenza di quello che viene detto... Cioè in realtà la situazione è diametralmente opposta. Allora, dice, 1978, pensate, stiamo parlando del 1978, di quanti anni fa? È stato un anno, secondo me, storico nella storia delle politiche sanitarie di questo Paese, perché del 78 è la legge di istituzione del sistema sanitario nazionale, la legge 194 sull'interruzione di gravidanza e anche la legge Basaglia, la riforma Basaglia sulla
medicina psichiatrica. E l'articolo 2 della legge... Infatti vediamo i risultati di tutte queste allora se la riforma Basaglia secondo voi è una riforma di poca importanza, è come che abbiamo una posizione diversa. Allora, non ho interrotto nessuno, vi chiedo la cortesia di lasciarmi finire perché ho ascoltato con attenzione, no? E anche se non condivido quello che dite, però l'ho ascoltato comunque. E quindi dico che questo emendamento anche è, diciamo, disumano secondo me, cioè pensare di introdurre in una fase così delicata delle associazioni che vengono a cercare di convincere una donna che già in quel momento da sola avrebbe tutto il diritto di poter essere lasciata nel massimo della serenità, è un qualcosa che veramente sconvolge nel 2024. Le associazioni possono già entrare, hanno già questo diritto, ma in una fase successiva la legge già lo prevede, ma dopo che la donna ha liberamente scelto che decisione prendere. Nel caso quindi della maternità difficile, le associazioni possono assolutamente supportare. Però quello è il momento cruciale e la donna non deve essere condizionata da realtà tecniche. Dai, Concini, cosa allora, innanzitutto gli obiettori di coscienza chi sono? Cioè sono medici, infermieri che operano in quel settore, non è che sono delle persone che vengono da fuori, da un altro pianeta, sono persone, e se la gran parte sono obiettori di coscienza dovremmo farci una domanda del perché, perché evidentemente sono persone che hanno visto, che vedono cos'è la vita, spesso sono ginecologhe o ostetriche che vogliono proteggere, vogliono aiutare la vita e per questo decidono di essere obiettori di coscienza, ma non c'entra nulla con il fatto che ci siano persone invece che cercano di assistere una persona dal punto di vista psicologico, sociale, morale, economico e cercare di aiutarle. È ben un'altra cosa, ma soprattutto io non sono d'accordo col fatto che si dica che le donne che vanno ad abortire lo fanno serenamente, ma lo fanno serenamente dove? È una scelta tragica. Ma certo che lo è. Decidere di mettere fine a una vita prima che nasca è una scelta tragica. Come si fa a dire che sono serene? Non sono serene. Che dopo quelle persone lì siano in grado di aiutarlo o meno ne possiamo discutere. Però non può dire che sono serene, stanno là serene da sole, no. Una ragazzina, magari di 18 anni, è là serena da sola, se nessuno gli parla, lei è contenta e serena. Ma serena dove? È una tragedia, non c'è nessuno che la supporta. Sono abbandonate. Vogliamo parlare dell'RU 386. Vogliamo parlare dell'RU 386. Il rischio per la vita di queste donne e quello che succede là, poverette a abortire in quella maniera. Perché tutto si fa come fosse una leggerezza, perché tanto prendono una pillola e via, chi si è visto, quel corpo sparisce e se ne sono librate. Non è così, non sono serene, hanno bisogno di un supporto psicologico, questo vuol dire abbandonarle, questo è quello che volete voi, l'abbandono di queste donne. Voglio sentire Pignedoli, Pizzarotti e De Monte perché poi alla pubblicità. Fermi, dai Pignedoli. Ma io mi domando se siamo nel Medioevo o se siamo nel 2024. Veramente mi sembrano dei discorsi completamente fuori di testa. Allora, i medici sono obiettori di coscienza perché molto spesso, a parte quelli che effettivamente hanno una propensione, insomma, alla questione di evitare l'aborto, ma alcuni medici lo sono solo ed esclusivamente perché sarebbero gli unici a praticare l'aborto e quindi avrebbero una mole di lavoro tale per cui preferiscono diventare obiettori di coscienza onde evitare questa mole di lavoro. Considerate che in paesi non certo incivili come la Spagna non esiste l'obiezione di coscienza e i medici vengono sanzionati se praticano l'obiezione di coscienza. E poi no, è semplicemente che devono fare il loro lavoro. Se oggettivamente se la legge stabilisce che una persona ha il diritto, fa nascere un bambino, il suo lavoro deve essere anche essere pronta, obbligata per legge a anche aiutare una donna invece a non farlo partorire, o meglio a ucciderlo. Cioè questa è la logica, no? Perché il lavoro è questo, il lavoro, cioè non è solo una questione di lavoro, è una questione etica, morale, non è solo una questione di lavoro, mi scusi, ma la legge prevede questo. Se la legge domani prevederà, voglio dire, la libertà per il partito dei pedofili, la legge prevede questo, diremmo. Ma che discorso è? Ma la legge deve avere anche una base morale, etica e valoriale. Aspetti, se ci sono delle persone che fanno obiezione, un motivo facciamo concludere Pignedoli, sta mischiando delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Vabbè, le dirà lei quelle stanno in cielo e in terra. Vabbè, sì, Medioevo.
E a parte quando va a vedere una chiesa del Medioevo si ricordi che ci sono dei monumenti bellissimi grazie al Medioevo. Comicini, la prego, se no non si capisce nulla a casa. Dai Pignedoli, Pizzarotti e De Monte, poi andiamo a pubblicità. Fermi lì. Prego Pignedoli. No, e poi nei consultori non è vero che le donne sono abbandonate da sole, non c'è nessuno, se non ci sono i provvita, poverine, non sanno come fare. Ci sono gli assistenti che spiegano alle donne quali sono le possibilità che ha a disposizione e poi le donne decidono liberamente, semplicemente non hanno dei provvita che gli dicono che sono delle assassine. Solo questo. Ma io non ho mai sentito non gli dicono questo. Se lei sa, io dice questo, li vada a denunciare. Se lei sa nome e cognome, li vada a denunciare. Perché non è vero. Perché io conosco delle associazioni numerose, è una cosa ideologica questa. Perché il Medioevo è aspettate, perché a casa non si capisce nulla. Dai Pizzarotti, poi De Monte, forza. Fermi. Trovo assurdo che nel 2024 siamo ancora a parlare di questi temi e soprattutto in questi toni. È inevitabile vedere che il numero di persone che fanno obiezione di coscienza sono proporzionali al colore del governo della regione in cui sono. Basta andare a vedere i dati statistici, perché è evidente che ci sono persone, donne, che devono spostarsi da una regione all'altra se no non hanno la possibilità di utilizzare l'interruzione di gravidanza, e non penso che nessuna di queste donne sia contenta, perché quello che emerge è queste povere donne che non sanno quello che fanno e lo prendono alla leggera. Io non penso che nessuno che si sia trovato in questa condizione abbia preso alla leggera la situazione, e quindi vanno accompagnate, tutelate, non sicuramente colpevolizzate. Il candidato di Libertà, che non so se è Provita come provenienza, in realtà più di una volta anche a Parma, quando parli con le associazioni, invece ti colpevolizzano, assolutamente sì, anche facendo esempi strampalati rispetto a vittime. Ma lei viene colpevolizzato perché fa politica, ma non è la stessa cosa in un consultorio. Ma come si fa a paragonare quello che dicono a lei, quello che dicono a una ragazza che sta andando a abortire? Ma dai, i feti e i figli in relazione al fatto solamente perché sono rimaste incinte, senza nessuna possibilità di ragionamento. Quindi se vogliamo vedere la realtà per com'è, la vediamo. Certo. Se vogliamo rimanere in un contesto civile del 2024, cerchiamo di non fare negazionisti come state facendo, numeri alla mano. Negazionisti di cosa? Stiamo dicendo le cose come stanno, e voi le vedete da un punto di vista, noi le vediamo da un altro. È tutto lì il discorso, no? Questa è la realtà. Per voi i provita sono persone che vanno a dire alle ragazze che vanno a abortire che sono delle assassine. Per me non è così, non dicono questo. Cercano di trovare tutti gli elementi per aiutarle, per sostenerle. Questa è la realtà. Provate cittadini che state ascoltando, fermate un banchetto Provita e provate a fare questi ragionamenti, a vedere se il tono è per informare delle soluzioni possibili per persone che sono magari in difficoltà psicologica in quel momento o che non hanno delle difficoltà, o che sono di accusatori e far sentire in colpa persone che avrebbero bisogno di un supporto. Tra l'altro l'ho citato all'inizio, tra i vari temi di questa sera, insomma un vero terremoto in parte politico, poi vedremo anche gli effetti, che è l'arresto di Toti, il governatore della Liguria, nelle scorse ore, e ne parleremo. Va bene, chiudiamo il giro così andiamo poi in pubblicità, che siamo già in ritardissimo. Onorevole De Monte? Intanto trovo abbastanza comico il fatto che qualcuno che si presenta con il simbolo libertà neghi la libertà a qualcun altro, in questo caso di una donna, di abortire, perché questa è una scelta. Assolutamente, perché lei ha detto che si uccide qualcuno, quindi si dà dell'assassina a una donna, invece facendo delle cose che sono riconosciute da una legge. In realtà, guardi, la differenza abissale tra i modi di vedere che sono emersi in questa parte, la prego, se no è un macello. chiaramente prima si commentano i ragazzi che non fanno parlare, adesso abbiamo degli adulti che non sono in grado di lasciar parlare. Comunque, a parte questo, vorrei dire che la differenza abissale di visione che noi oggi qui vediamo è sul fatto che si voglia da una parte tornare indietro nel tempo, cioè una involuzione nei diritti, cioè nelle cose che sono state acquisite decenni fa. E poi diciamoci una cosa, le donne abortivano anche prima, non è che se si casa, abortivano in maniera illegale a rischio della salute, e quindi su questo non bisogna. Io prima della domanda la prima domanda che mi ha fatto, pensavo che non ci fosse un rischio per questa legge. Dopo questa prima parte della trasmissione devo dire l'incontrario, perché purtroppo sento dire delle cose per me aberranti. Se noi dobbiamo mettere in discussione
cose che sono state acquisite decenni fa, io credo che facciamo veramente delle scelte che non stanno né in cielo né in terra. Il fatto, quello che dicevo prima, di dare l'ingresso ai pro vita in un consultorio, quindi una struttura sanitaria, una struttura pubblica, significa fare chiaramente una scelta di campo, e questo chiaramente è il risultato, quello che vediamo, qualcuno che manifesta un suo modo di vedere, che vuole negare i diritti che sono riconosciuti da una legge e vuole tornare indietro nel tempo. Magari non sarà il Medioevo, ma sono sicuramente qualche decennio ormai di anni che sono passati. Va bene, 21:42, mi fate rivedere il sondaggio così continuiamo a partecipare da casa. Vi ricordo la telefonata, sentirete segnale di occupato, ma perché è anonimo e gratuito. Dite la vostra, Superbonus 110%, secondo voi è stata una scelta, un'idea sbagliata? Ne parliamo tra poco, ma abbiamo il terremoto Liguria, ovviamente con l'arresto di Toti, poi oggi la Presidente del Consiglio che è tornata a parlare di premierato, ancora Vannacci un suo confronto, tra l'altro con un altro candidato del PD che è il padovano Alessandro Zan, insomma dopo rivedremo anche questo passaggio. Tra poco. Questa sala noi abbiamo ascoltato un saggio di, diciamo così, quella pluralità di culture politiche che hanno dato e danno vita alla Costituzione, che nella Costituzione si riconoscono, ma che della Costituzione prospettano declinazioni non sovrapponibili pur nella condivisione degli stessi comuni principi. C'è chi ha posto l'accento su alcuni aspetti, chi su altri, c'è chi ha richiamato l'attenzione su determinate forme istituzionali, chi su altre. Io, ripeto, voglio ringraziare davvero con sincerità i relatori, perché questo tipo di dialogo, un dialogo di merito, un dialogo di contenuti, un dialogo dal quale emergono anche oggettive, no, questioni interessanti, utili, ripeto, anche e soprattutto per la politica, è il dibattito che io mi auguro, diciamo, si possa e che possa accompagnare l'iter di questa riforma. Oggi, come sapete, inizia l'esame all'Aula del Senato. Io penso che sarebbe e che sia un errore approcciare questi temi con un'impostazione, diciamo così, ideologica, no? Con un'impostazione che è soprattutto legata a interessi o a esigenze contingenti, che è però purtroppo l'orientamento prevalente che vedo finora in questo dibattito. Dall'altra parte però penso anche che sarebbe un errore da parte della politica di fronte a questo atteggiamento indietreggiare e gettare la spugna. Allora, così oggi Giorgia Meloni, tema premierato al quale voglio arrivare. Qui ci sono tantissimi sms, quindi grazie, e rispondete anche al sondaggio, ricordatevi che poi tra meno di un'ora diamo anche il risultato in diretta come sempre. Dunque, Pignedoli, arriviamo al caso politico giudiziario ovviamente di queste ore, che è l'arresto del governatore Toti. È di quelle che dice che si deve dimettere? Beh sì, certo. Assolutamente sì, anche perché è vero, bisogna aspettare che la giustizia decida se è colpevole oppure no, però esistono delle verità che sono oggettive. Quando si leggono certe intercettazioni la questione morale quantomeno si pone, quindi sì, assolutamente dovrebbe lasciare. Questa questione tra l'altro la seguivo già da un po' di tempo, nel senso che alcuni cittadini della Liguria mi avevano segnalato di alcuni appalti che erano stati dati al di là delle norme e di alcune questioni che non tornavano e non riuscivano nemmeno a capire perché, nonostante ci fossero dei pronunciamenti del TAR, certi appalti andassero avanti lo stesso. E peraltro avevo presentato anche un esposto assieme a questi cittadini, stando vicino a loro in questa battaglia contro una cementificazione di una zona bellissima della Liguria, e adesso abbiamo capito perché, visto che alcune di queste opere sono finite proprio in questa inchiesta. Tra l'altro voi sapete, da interviste insomma, oggi sui quotidiani, MSC, che è impegnata nel salvataggio di Varzila, invece qui per quanto riguarda il territorio di Friuli Venezia Giulia diceva: come mai date tutto a Spinelli? No? C'era questa opinione, un'intercettazione, mi pare telefonica. Vabbè, allora al di là di questo, Pizzarotti, lei è stato anche sindaco, ora il centrodestra fa quadrato, almeno insomma, poi con diverse sfumature attorno
a Toti. Il rischio, dicono, no, che allora qui facciamo decidere ai giudici, cioè bisogna vedere come va a finire, no? Poi un'inchiesta e così come eventualmente un processo, altrimenti sono i giudici a decidere chi deve governare o meno ovunque. Prego. Beh, comunque i giudici quando effettuano un arresto non è che possono farlo in libertà senza rispettare nessuna norma, è evidente. Però sa che anche su questo Pizzarotti c'è una polemica, no? Perché dal 27 dicembre chiusa l'inchiesta, chiesto l'arresto, arriva a pochi giorni dal voto, no? Invece questo arresto. Prego. Pochi giorni, manca un mese, però come abbiamo detto anche il GIP si è preso tutto il tempo di valutare le carte, proprio perché un arresto è un tema sensibile che non va preso a cuore leggero, quindi se da una parte ci lamentiamo che ci abbiamo messo mesi a valutare, dall'altra invece diciamo che è troppo a ridosso. In Italia si vota una volta all'anno come minimo, uno non potrebbe mai arrestare nessuno. Detto questo, e volendo essere sicuramente garantista, io ho avuto 7 indagini diverse, quindi come nessuno capisco un amministratore che ha, come dire, indagini, ma c'è indagine, ci sono intercettazioni, c'è un arresto che non è banale e sicuramente c'è anche una responsabilità politica che va separata da quella penale, processuale, dove spero che, come dire, per loro, per le loro famiglie possa andare a finire bene, ma c'è una responsabilità politica da cui non si possono tirare indietro. Quindi non do un giudizio sulla persona e non voglio, senza aver letto le carte, dare nessun'altra valutazione, ma una valutazione rispetto all'immagine della classe politica e del proprio partito, io penso dovrebbe farla. Vai, Cisinta? Ma io penso che se il sindaco che ha parlato adesso è stato come dire, sottoposto a questa situazione 7 volte, io 6 in 7 anni, e penso che e tutte le volte ne sono uscita con la soluzione perché il fatto non sussiste. Sono situazioni che si vivono in maniera veramente molto pesante. Io penso che sarebbe molto brutto appunto che fossero altri a decidere e la democrazia venisse sorpassata da situazioni che molto spesso la storia insegna poi sono state definite in maniera assolutamente diversa. È chiaro che qui la situazione sembra abbastanza grave, e però decidere di essere garantisti a singhiozzo io lo trovo, come sempre, quando parliamo delle femministe a singhiozzo che si preoccupano di talune cose ma non di altre, come ogni giorno mi capita di vedere quando affronto temi come questi che sono molto importanti per sicuramente una regione ma anche per il valore della democrazia, ti accorgi che c'è sempre qualcuno che la stessa cosa la vede da angolature diverse a seconda di chi è il protagonista piuttosto che di quale sia la situazione. Quindi io penso che bisogna avere la pazienza che la giustizia faccia come deve fare il suo corso, approfondisca tutte le situazioni e sicuramente poi ci saranno delle sentenze che decideranno da che parte sta la verità e quali siano le scelte da fare. No? Non deve dimettersi. No, secondo me sarebbe un secondo che impatto ha sulle preferenze? Sa cosa c'è? Sarebbe una situazione e sarebbe molto pericoloso per tutti noi, per tutti coloro che hanno dei ruoli come quello del sospensione della sindaco. democrazia, cosa stava per dire? Sì, sostanzialmente sì, perché alla fine della corsa il cittadino è andato a votare, ha fatto delle scelte e quelle scelte io penso che debbano essere rispettate. Pignedoli sorride, poi torniamo tutti. Prego De Monte. Arrivo tutti. Dico una cosa, o si è garantisti o non si è garantisti. Noi di Italia Viva siamo garantisti sia quando riguarda, diciamo, forze dell'opposizione sia quando riguarda forze di maggioranza. In questo caso teniamo ben presente una cosa, non possiamo esibire la Costituzione il 2 di giugno perché è una bella copertina, dobbiamo pensare a quello che c'è scritto all'interno. All'interno c'è scritto che c'è la presunzione di non colpevolezza. Esatto. E vorrei dire a Pizzarotti che non è che un arresto sia una condanna, è una misura cautelare. Peraltro il ministro Nordio ha detto dopo 4 anni dire che c'è la reiterazione del reato, cioè berniamo un po' con le pinze, però lasciamo fare le scelte appunto cautelari, ok. Però teniamo presente, vorrei farle 2 esempi che penso siano abbastanza noti, uno dei quali riguarda questa regione, uno riguarda Bertolaso. Molti anni fa, si ricorderà, venne processato per 8 anni per fatti attinenti al G8, appalti e anche per certi aspetti simili a quelli che oggi vediamo descritti su tutti i giornali.
è stato assolto perché il fatto non sussiste, con formula piena, come si dice in termini semplificati. Il caso di questa regione, dell'imprenditore Vidoni, che aveva un impero, cioè una perla di impresa, è stato anche lui processato per anni, assolto, peccato che per questo la sua impresa sia andata distrutta. Certo. E chi lo centinaia di dipendenti a casa, una vita personale distrutta. Ecco, adesso che risarcimento può avere questa persona? Chi gli chiede scusa? Cioè sono cose scandalose. Allora io dico aspettiamo, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, evitiamo giudizi anticipati, anche se quello che vediamo scritto ci sembra obiettivamente, diciamo, già una condanna in questo senso. Dopodiché sull'altro aspetto ovviamente c'è una valutazione che io non mi sento di suggerire, ma che deve fare lui stesso in merito alle dimissioni per un aspetto operativo chiaramente, no? Quindi operativo della guida di una regione. Però non cadiamo sempre nello stesso errore di considerare colpevoli le persone perché abbiamo letto qualche intercettazione, perché esistono i 3 gradi di giudizio, non esiste il giudizio 0 della gente, se no possiamo eliminare giudici, avvocati, gradi di giudizio e lasciare semplicemente al giudizio sommario popolare l'esito di qualsiasi vicenda giudiziaria. Comencini poi Vito, dai. Il nostro ordinamento giuridico prevede la presunzione di colpevolezza, sulla carta c'è, o meglio c'è scritto, sta di fatto che in questi giorni abbiamo visto un processo mediatico, cioè c'è già stato questo, ma la cosa più preoccupante dal mio punto di vista è che questo, ed è questo che fa sospettare i tempi, fatalità è andato a coprire tutte le pagine dei giornali, tutte le notizie, quando in una campagna elettorale per le europee, a un mese dalla campagna elettorale, quindi non è che come diceva qualcuno, ma non è che manca qualche giorno, no, vuol dire che per un mese la gran parte dei giornali, i media, le trasmissioni saranno costrette anche da un certo punto di vista di parlare di questo argomento e non parlare della guerra, non parlare di questioni economiche, del patto di stabilità, tante questioni che riguardano invece l'Unione Europea, il futuro dell'Europa. Cioè, quindi è questo che secondo me è molto preoccupante e fa sospettare i tempi. Dopodiché è chiaro che non vedendo le carte, non sapendo quello che succederà dopo, non sapendo il procedimento penale come andrà avanti, è difficile emettere un giudizio o sapere se è stato fatto appunto qualcosa in maniera sbagliata. E sta di fatto che adesso c'è questo aspetto mediatico per cui c'è di fatto un processo, perché tutti ne stanno discutendo, i giornali buttano fuori articoli molto pesanti contro le persone indagate, al di là che poi saranno colpevoli o innocenti, lo vedremo. E dall'altra parte voglio dire c'è una persona che però io mi pongo un problema, cioè è in grado di difendersi rimanendo nel proprio ruolo, io mi metto nei panni della persona, cioè nel momento in cui è un ruolo di vertice, non è che è semplicemente tra virgolette un assessore, che non sarebbe comunque semplice, ma è il governatore, cioè pensare che serenamente possa mantenere il proprio ruolo e potersi difendere, io mi metterò nei suoi panni, io mi dimetterei, ma non perché voglio confermare, voglio dire avete ragione, no, anzi mi dimetterei proprio per potermi difendere al meglio, e dopodiché se un domani sarà assolto o se addirittura vuol dire che è stata commessa un'ingiustizia enorme da questo punto, sono stati fatti degli errori, non lo so, però in questo momento secondo me lui non ha altre scelte, al di là che io capisco che le parti politiche che stanno alla sua parte si trovano a doverlo difendere, capisco che è una questione di principio, si dice se non facciamo così dopo si crea una frana per cui in ogni... Ma io mettendomi, ripeto, nei panni della persona, dal punto di vista di quello che è la difesa in un procedimento penale in cui sei stato sottoposto a un provvedimento così grave, una misura cautelare così grave, l'unico modo per poterti difendere senalmente è dimettersi. Allora, intanto, guardate, noi gli sms li vediamo Questa tutti. è l'Italia. Fermi, c'è un dibattito pazzesco che avete scatenato sul tema della gravidanza, anche no? Avete visto che tantissimi stanno scrivendo. Prego Vito. Sì, sulla questione appunto di quello che sta succedendo in Liguria, che insomma veramente ha colpito tutti perché sembrano fatti assolutamente di una gravità enorme. E diciamo che ovviamente nessuno di noi può avere accesso agli atti, non sappiamo, leggiamo il giornale e capiamo che insomma evidentemente ci sono stati degli elementi che hanno portato non solo a un arresto ma anche alla disposizione di una misura cautelare, no? Perché mi sembra che il Presidente sia agli arresti domiciliari. Io credo che lui seriamente debba pensare alle dimissioni, proprio perché si va incontro a una difficoltà di governo per la Liguria, che è una regione importante, che ha degli investimenti importanti, di fondi di PNRR, insomma sviluppo portuale e molte cose. Certo che sul discorso della presunzione di non colpevolezza, che è uno dei pilastri del sistema del diritto penale italiano, è ovvio che nessuno può metterlo in dubbio.
Quello che dico però sul garantismo a singhiozzo, esatto, sbagliatissimo, però vale per tutti, perché centrodestra ha chiesto le immediate dimissioni di De Caro piuttosto che Emiliano in Puglia, che non erano neanche stati raggiunti da un avviso di garanzia, e adesso c'è un ipergarantismo, una massima della correttezza e del rispetto per le vicende della Liguria, dove invece degli avvisi di garanzia ci sono stati e come. Quindi io credo che su fatti così seri penso che le forze politiche tutte devono altrettanto allora usare i medesimi pesi, le medesime misure, non in base a quello che è più utile. Dire sul palco che c'è una compromissione con la mafia, eccetera, è un po' diverso dal mio punto di vista. Sì, però non mi risulta che siano arrivati degli avvisi di garanzia. Non mi pare che siano arrivati come è stato detto in questa sede, c'è la presunzione assoluta di innocenza prevista dalla Costituzione. Dall'altra parte sul palco è stato detto che tranquillamente c'era una modalità mafiosa per cui venivano addomesticate le situazioni, sì, e viene detto direttamente non mi risulta da un che ci siano degli avvisi di garanzia, a differenza di quello che sta succedendo in Liguria. Però vedi, se vogliamo sempre subito scivolare su così, su cercare di fare un po' di confusione, non facciamo una buona informazione ai cittadini. Non esiste il pensiero unico che state portando avanti. Non è un pensiero unico, se ho parlato in maniera diversa. Va bene. Dire che si è alleati alla mafia è abbastanza grave. Onorevole, perché sorrideva sul un po' cos'era l'espressione, un rischio di sospensione della democrazia se a scegliere sono i giudici, poi in qualche maniera imporre? Sì, era questa cosa che mi faceva un po' sorridere, perché in teoria dovrebbe essere la corruzione, la sospensione della democrazia. Adesso senza entrare nel merito di questa vicenda, però esatto, è la dicendo che deve essere accertata poi da un processo, deve essere accertata da un processo, prego, poi Pizzarotti. Esatto, sì, non proprio in senso lato, è la corruzione che di solito è la sospensione della democrazia, perché con la corruzione la gente, cioè i politici si possono comprare i voti, e quindi quando uno dice ma è stato votato, sì, ma dipende anche come è stato votato. Pizzarotti? Abbiamo detto anche che ci sono i 3 gradi di giudizio, no? Le diceva poco fa De Monte, presunzione di innocenza, prego. Non c'è dubbio, ma è evidente che, visto che ci si riferisce non a situazioni esterne al proprio mandato, ma a situazioni interne, e quindi la custodia cautelare è proprio per evidentemente non poter modificare, alterare o reiterare il reato, è evidente che tutto questo in futuro può essere legato a quello che viene contestato, sia ai reati contestati. Non è che non voglio dare un giudizio e non mettetemi in bocca parole rispetto a un giudizio, però è evidente che il ruolo diventa incompatibile su quello che viene contestato, che speriamo venga, come dire, chiarito, affrontato a processo in poco tempo, ma che inevitabilmente oggi c'è. Quindi anche una dichiarazione, come dire, verso i propri elettori, verso i propri cittadini, di responsabilità rispetto a un qualcosa che non si deve e non si può reiterare. Fatemi aggiungere una cosa su questi messaggi che vedo sotto, visto che alcuni dicono nessuno ne parla, rispondeteci. Così rispondo al candidato, diciamo, di Libertà e abbastanza pro vita, che dice che loro non sostengono che è un omicidio, l'aborto e quant'altro. Che si legga i messaggi, il tenore medio è aborto uguale assassini. Non mi sembra che siano firmati i messaggi, se mi dimostra chi è che li ha scritti, allora potrei anche darle ragione. Questo lo chiedo alla redazione. C'è uno che ha scritto fate abortire, ha letto il messaggio che c'è uno che ha scritto fate abortire i musulmani? Quello lì secondo lei chi è che l'ha scritto? Un pro-life o uno che sostiene lei? È un cretino e basta, ma di cosa stiamo parlando? Adesso che non usiamo i messaggi per descrivere le categorie delle persone che ci sostengono, dai, per cortesia. Sia un cretino e più di uno, non c'è dubbio. Sto dicendo che quello che mediamente, se uno si avvicina a un pacchetto pro-life, viene detto è esattamente quello che noi abbiamo letto lì. E invito tutti a provarci per vedere su quello sono d'accordo. Invito le persone ad andare a un gazebo di Provita e chiedere informazioni e vedere cosa gli dicono e che tipo di documentazione gli danno. Va bene, che vadano, sono d'accordo. Fermi. Quando le persone si vogliono informare è sempre una cosa positiva. Pubblicità, a tra poco.
Allora, si continua a discutere anche durante la pubblicità qui, e grazie ai tantissimi sms. Ricordiamo sempre il sondaggio, facciamolo ogni tanto, che tra mezz'ora diamo anche l'esito. Secondo voi il super bonus è stata un'idea sbagliata, sì o no? Ricordo sempre il segnale di occupato, ma in realtà ha registrato comunque la vostra telefonata a preferenza. Allora, dicevo, nei giorni scorsi, lunedì a Quarta Repubblica, c'è stato il confronto tra Vannacci e Alessandro Zan. Per chi ha fatto la cronaca di Padova tanti anni, Alessandro Zan era assessore, insomma, e quindi aveva un ruolo politico a Padova, oggi è deputato e firmava tra l'altro, ricorderete, il famoso DDL Zan. I due sono candidati anche in questa circoscrizione. Sono confrontati e, a precisa domanda di Zan a Vannacci, io non sono una persona normale, Vannacci ha detto sì, lei non è una persona normale, definendo come normalità, diciamo, un dato statistico. Fermi lì, abbiamo sentito poi la replica di Zan, voglio sentire il dibattito su questo tra poco. Mi sembra che la trasmissione di ieri abbia evidenziato come ci sia questa persona che non ha nessuna credibilità nell'esercito e nelle forze armate, che si candida in politica perché evidentemente nell'esercito nessuno lo vuole e che è stato utilizzato da Salvini per salvare la propria poltrona, cioè quella di Salvini, visto che nessuno dei dirigenti della Lega, né in Veneto né da qualsiasi altra parte, si riconosce in questa persona estremista. Non cita nemmeno il nome del generale Roberto Vannacci dopo il botta e risposta che ha avuto con lui durante il dibattito televisivo sulle reti Mediaset. Alessandro Zan, Vannacci, riferendosi a lui, ha detto: lei come omosessuale non rappresenta la normalità. Non si placa dunque la polemica. Le parole di Vannacci, secondo l'esponente Dem, lo mettono fuori dalla Costituzione. Parla completamente fuori dalla Costituzione, dunque è vergognoso che un generale dell'esercito che ha giurato sulla Costituzione esprima dei concetti totalmente fuori dall'alveo costituzionale, infangando la credibilità e l'onore delle forze armate e della divisa che porta. Presentando la sua candidatura alle europee, supportato dal sindaco di Padova Sergio Giordani e gli esponenti del PD della sua giunta, Zan attacca anche il leader leghista Matteo Salvini. Che la Lega utilizzi una persona così per solleticare i peggiori bassi istinti delle persone, francamente è un'operazione che ha una grande responsabilità politica. Salvini si prende una grandissima responsabilità politica per aver candidato una figura così, insomma, impresentabile. Prioritario portare a termine il progetto di integrazione europea, dice. L'Europa può essere una grande scommessa, no? Una grande opportunità. Serve però un'Europa più politica, un'Europa che rafforzi il proprio processo di integrazione, perché abbiamo visto che così non basta. C'è stata la grande esperienza del Next Generation EU che ha investito più di 1.000 miliardi, di cui oltre 200 sono arrivati in Italia. Peccato che il governo non riesca a spenderli e butti via delle risorse preziose, ed è per questo che l'Europa può essere una grande opportunità, però deve essere un'Europa più politica, un'Europa che guardi di più ai bisogni dei cittadini. Per farlo serve appunto completare questo processo di integrazione, perché così l'Europa è un'Europa a metà. Allora, Pizzarotti, comincio da lei, poi chiaro, abbiamo sentito tutti anche Anna Maria Cisinta. Allora, Vannacci candidato da indipendente, no? Anche la stessa candidatura all'interno della Lega, no? Federica ha detto io voterò i nostri esponenti, cioè quindi i candidati del Friuli Venezia Giulia della Lega, e così Zaia ha detto dei candidati del Veneto della Lega, insomma, quindi sto Vannacci. Allora, il tema è, qui dice Zan, si pone fuori dalla Costituzione, no? Alla fin fine le parole, le espressioni, i termini utilizzati li abbiamo commentati per mesi. Oggi si sta facendo il gioco di Vannacci ancora a confrontarsi con lui, polarizzare il voto, perché poi probabilmente, insomma, anche Zan avrà fatto i suoi ragionamenti in questo dibattito. Prego Pizzarotti, cosa dici di Vannacci? No, secondo me si fa bene a parlarne. Ha sbagliato il PD nel dire noi non lo nominiamo. Far emergere quanto questa persona abbia delle idee sbagliate. Tra l'altro argomentate anche male il concetto di normalità, assolutamente sbagliato di Vannacci, ma non dal punto di vista sessuale, lo possiamo applicare in tantissimi altri casi. Non è la maggioranza che determina la normalità, ma viene determinato perché ci sono maggioranze e minoranze per
tutte le tipologie di inclinazioni, allora dovremmo entrare nel quello che è normale e quello che non è normale, penso che sia altamente sbagliato, e quindi serve argomentare, far capire come questa persona sia stata candidata solo in virtù del suo momento, diciamo, di gloria dal punto di vista mediatico, perché se è un personaggio divisivo e scelto proprio per questo, per polarizzare e cercare di recuperare voti che vengono inevitabilmente drenati dalla Lega in virtù di Fratelli d'Italia, facendo un doppio errore proprio perché i governatori di Friuli Venezia Giulia e del Veneto hanno detto: noi continuiamo a votare i nostri candidati e i nostri attivisti, e non qualcuno di catapultato qui solamente per salvare l'ultima fase di Salvini segretario, perché vedremo come uscirà la Lega dalle europee per poi decretare probabilmente la sua fine. Allora il punto è: parliamone che personaggi che non hanno nulla da dire alla politica, che hanno fatto altre esperienze, che forse oggi, visto il suo ruolo nell'esercito e nello Stato, lo stanno anche infangando, e che vengono utilizzati solo a modello mediatico. Allora io penso che la politica sia una cosa più seria, amministrare, avere una responsabilità sia una cosa più seria che fare show e spettacolo. Questo vale anche per altre liste, vale anche per altre cose che sono successe in passato in altre liste, in altri eletti, ma il tema della politica è qualcosa di serio. Se vogliamo tornare ad avvicinare i cittadini alla politica dobbiamo saper dare risposte, anche risposte che oggi, insomma, parliamo molto di cronaca e poco di programma politico per le europee, questo penso che sia un peccato, per dare risposte anche ai messaggi che leggiamo, che in tanti casi sono decisamente polarizzati e che non hanno un contesto con la realtà, pensando a quello che leggo legato agli immigrati, alla delinquenza, a fattori in cui si parla in tutte le regioni e quindi anche in Friuli Venezia Giulia, ma che vanno argomentate con numeri alla mano e strategie politiche europee. Parlare, se no, nel nostro giardino di casa non ci restituisce la complessità dell'Europa e quello che ci candidiamo a fare. Io mi candido a fare il parlamentare europeo di tutta la nostra circoscrizione, visto ascoltare tutti i nostri territori. Sarò in Friuli Venezia Giulia la prossima settimana e questo penso sia quello di cui dovremmo parlare per interessare i cittadini a casa. Allora, De Monte, Pinedo, e poi la faccio replicare ovviamente a tutto, prego. Ma io dico una cosa: quando si in campagna elettorale per le europee, se non hai contenuti fai sparate, quindi derubricherei questa uscita di Vannacci a sparata, perché ovviamente è modo per attirare, effettivamente si fa gioco, non è la prima volta, però questo che dovrebbe capire Vannacci è che sta facendo degli attacchi personali, perché nel momento in cui attacca Zan perché è omosessuale, dice che non è normale, poi dice stracapito perché ha detto che bisogna creare, diciamo, le classi separate per i disabili, però comunque apre un tema che riguarda un problema chiaramente personale. Quindi questi attacchi secondo me sono degli attacchi di basso livello. Dovrebbe sapere un militare che sa sparare, che però può far male anche una parola o più parole, non solamente le armi e i proiettili. Quindi io direi che bisogna essere molto attenti a come si usano le parole, perché potrei dirgli che, visto che ha il viso allungato e gli occhi ravvicinati, anche lui non è normale, perché magari la normalità è un viso più rotondo, è una fisionomia di tipo diverso. Quindi diciamo che fare statistica secondo questi criteri secondo me è quanto, diciamo, di basso livello. Sono d'accordo sul fatto che dobbiamo parlare di temi europei. Noi ad esempio abbiamo costituito questa lista di unità, di apertura chiara, che va a un indirizzo molto ben definito di Stati Uniti d'Europa. Ecco, in questo caso, cioè se parliamo di Vannacci, non sento dire alcunché di temi europei, di come si vuole comportare, che temi vuole portare avanti. Questo dovrebbe essere la caratteristica della discussione che ci accompagna verso le europee. Quindi se noi pensiamo alla vacuità di contenuti a cui siamo assistendo dopo, non possiamo pensare che un eletto poi possa portare chissà quali temi all'attenzione del Parlamento europeo. Pignedoli? Beh, è un modo per Salvini di giocare la sua ultima carta, direi, cercando di puntare sul clamore mediatico che questo personaggio che fa sparate un po' così può sollevare. Secondo me non bisogna fare troppo il suo gioco, anche perché diciamo che la Lega ha i suoi oppositori prima di tutto al suo interno e candidando un personaggio come Vannacci la Lega si condanna a stare di nuovo isolata all'interno del Parlamento europeo. Ricordiamo che i parlamentari della Lega in questa legislatura non hanno toccato palla perché è stato fatto il cordone sanitario contro di loro
e portando persone che fanno questo tipo di dichiarazioni diventa veramente difficile riuscire a contare poi qualcosa effettivamente. Però lo sappiamo anche che Salvini non ha un'alta considerazione dell'Europa, è stato parlamentare europeo ed ha avuto il massimo delle assenze, ha candidato il suo amico, il proprietario del Papete, persona sicuramente simpatica, ma non si è visto molto al Parlamento europeo, e adesso abbiamo questa bella trovata pubblicitaria. Il ministro Bibitaro. Scusi, no? Non so se ha sentito Comencini, diciamo, no? No, era una battuta, dai, no. Sì, vabbè, però mi sa il ministro Bibitaro, abbiamo avuto un'esperienza di lungo da Bibitaro, insomma, ognuno il suo, cioè, no, per carità. Guardi che non è... Ma io non voglio difendere la Lega, di cui non faccio più parte, però insomma... Mi lasci parlare, non è un problema di avere il proprietario del Papete al Parlamento europeo, il problema è che la persona non si è vista. Appunto, ma no. Perché invece Di Maio, ministro degli esteri, purtroppo si è visto, abbiamo visto i danni che ha fatto, anche quando era ministro del lavoro con reddito di cittadinanza. Va bene, che poi abbiamo anche il sondaggio sul Superbonus, voglio sentire Cisint, Vito, Comencini, che su questo una battuta deve fare. Allora, se posso, prima di tutto la violenza di Zan, ho ascoltato anch'io la trasmissione l'altra sera, la violenza delle parole che ha utilizzato anche stasera nel servizio che avete mandato è abbastanza... ha dato del nazista a Vannacci. Ha detto delle cose molto gravi. Io non entro assolutamente nella questione del valore del libro, delle parole del generale. Dico che quell'uomo lì è stato comunque un rappresentante importante, ha combattuto ha salvato vite italiane, insomma voglio dire, ragionare in maniera così crudele rispetto a una persona che ha espresso le sue opinioni la trovo grave, perché torniamo al punto di partenza, cioè qui ormai o sei, e l'ho provato anch'io sulla mia pelle, o sei il fautore del pensiero unico, oppure ti dicono la qualunque, ti fanno degli sgarbi, ti accusano di qualsiasi cosa, ma è ora anche di finirla, di accettare il pensiero degli altri. Zan l'altra sera è stato di un'incoerenza assoluta, lui ha tutelato quelli che probabilmente, se lui vivesse in quei luoghi, oggi lo considererebbero una persona addirittura da non poter mantenere in vita, perché quelle persone che lui ha difeso l'altra sera, quando hanno a che fare con i gay, che per noi i gusti sessuali di ciascuno sono assolutamente sono importantissimi, ha però parlato in una maniera assolutamente incoerente, e poi tra l'altro io penso che Vannacci abbia dimostrato insomma che può tranquillamente difendersi da sé e non abbiamo bisogno noi di portare acqua al suo mulino, cosa che la sinistra sta facendo ogni giorno in maniera netta. Dico che oggi però l'Europa ha dimostrato in questi anni tutte le gravi debolezze. I cittadini l'Europa non è l'Europa dei cittadini, non è l'Europa dei popoli e non è l'Europa dell'identità delle nazioni, ed è un aspetto questo che è molto sentito dai popoli stessi. Mi hanno molto colpito i trattori e le persone che insieme si sono unite per una battaglia veramente di lavoro, di vita, una battaglia della gente. E lì si è notata la grande differenza tra l'Europa della burocrazia, delle lobby, l'Europa dei poteri forti e l'Europa che non c'è. Quindi quando ascolto tante parole dette da chi ha portato l'Europa in questa situazione, oppure l'Italia con i bonus, con i redditi di cittadinanza, ma io dico, ma fatevi un esame di coscienza e guardate quali sono i risultati di quello che avete fatto. Esterrefatta dalle ultime parole che ho sentito, perché sì, accusare Zan di essere una persona violenta, che usa termini così, questa persona quasi ha agito per legittima difesa, dopo che gli è stato detto che non è una persona normale solo perché secondo Vannacci statisticamente il suo orientamento sessuale è discutibile, se non altro, come minimo. No, è minoritario, diciamo, in termini statistici e numerici. No? Sì, adesso io capisco che anche il generale Vannacci, povero, è sempre frainteso da tutti, però forse dovrebbe imparare a esprimersi un po' meglio allora, perché non so, le classi ghetto per i bambini disabili le abbiamo appreso tutti, e forse però c'è qualche problema di comunicazione
situazione, ma il messaggio che passa è quello evidente che sta imbarazzando anche una parte del partito stesso della Lega, perché se il presidente della nostra regione, il presidente Fedriga, dice che insomma fa un richiamo al voto di non appunto sostenere i candidati della propria regione, non votare Vannacci, vuol dire che forse non c'è neanche un pensiero univoco all'interno del partito che l'ha candidato. Comunque insomma io credo che invece stiamo assistendo a delle elezioni adesso del prossimo giugno per le europee che saranno uno spartiacque importante. È oggettivo che c'è una spinta verso i nazionalismi e i conservatorismi da parte della destra anche italiana, visto che la Presidente del governo Meloni vuole conquistare una leadership dei conservatori a livello appunto europeo. Io credo che questo non faccia bene all'Italia e noi come Friuli Venezia Giulia ne siamo proprio la testimonianza, cioè noi non abbiamo bisogno di un'Europa degli egoismi, delle intolleranze, dei recinti, di chi alza i confini, noi abbiamo invece bisogno di un'Europa veramente che metta al centro le persone e che sappia portare invece l'esperienza del Friuli Venezia Giulia, che è un'esperienza eccezionale perché questo territorio è una speranza per l'Europa, che appunto lo porti nella dimensione europea. Cioè, qui la storia è stata molto travagliata, siamo la dimostrazione concreta non solo che la pace è possibile, ma che ci possono essere delle relazioni importanti tra popoli vicini che possono portare benessere e prosperità e insomma non è una coincidenza che la capitale europea della cultura nel 2025 sia qui tra Nova Gorizia e Gorizia. Siamo la dimostrazione invece che l'unione fa la forza anche in Europa e questo invece dobbiamo andare a ribadire, a maggior ragione come rappresentanti di un collegio come il Nord-Est dove appunto ci sono delle regioni di confine che sanno cosa vuol dire invece, quali sono le conseguenze drammatiche che i confini possono portare. Comencini? La libertà di pensiero e il diritto di critica sono in Costituzione e questo basta che vada a leggerselo Zan per capire che naturalmente anche Vannacci ha la sua libertà di dire la propria opinione, per quanto possa piacere o meno. La cosa grave è un'altra però, che in questo momento il dibattito che si continua ogni settimana su Vannacci è su argomenti che non c'entrano nulla con la situazione che viviamo e con la campagna elettorale. Vannacci, io vorrei sapere cosa farà quando sarà in Europarlamento sulla guerra. Voterà a favore o contro l'invio delle armi? Come ha fatto finora la Lega, immagino voterà a favore dell'invio delle armi, che hanno votato le risoluzioni, al governo hanno votato pochi giorni fa anche a Roma in Parlamento hanno votato per dare nuovi soldi per mandare ancora armi in Ucraina. Farà questo o farà qualcos'altro? Lui si è già espresso solo su una cosa, dicendo che è a favore dell'incremento della spesa militare, quindi questo mi fa pensare che è a favore di un'escalation che continui. Questi sono gli argomenti di cui dovrebbe parlare. Il patto di stabilità, per cui la Lega da una parte si astiene in Europarlamento e poi il governo, rappresentato dalla Lega stessa, va là al Consiglio europeo e dà il proprio assenso al patto di stabilità. Sono questi gli argomenti di cui Vannacci dovrebbe parlare. Invece in questa maniera purtroppo il Zan di turno o i media di turno fanno gioco di Salvini, che ha messo un militare a fare un mercenario, perché da militare è diventato un mercenario politico ovviamente, perché lui stesso dice io la tessera non la faccio, io della serie non sono leghista, e i leghisti stessi dicono oh sì è candidato per portare voti, però con noi non c'entra niente, come fosse una vergogna avere un generale dell'esercito, però dall'altra parte non dice, ripeto, quello che sono le situazioni fondamentali che stiamo affrontando, la guerra in Ucraina, la tragedia della Palestina, tutte queste questioni qua sono queste su cui Vannacci dovrebbe esprimersi e dire cosa farà quando sarà, soprattutto da militare, perché sa bene le conseguenze e dovrebbe anche chiarire quando dice che, giorni scorsi l'ha detto, che prima o poi una delle parti quando c'è una guerra vince. Attenzione che qua ci sono le bombe atomiche, a poca distanza da qua c'è Aviano, c'è la casa Maeda alla Vicenza, ci sono centinaia di bombe atomiche lì dentro e la Russia a sua volta ce le ha, quindi ci rendiamo conto della situazione che stiamo affrontando o vogliamo parlare solo dell'omofobia di Vannacci di cui credo agli italiani non gliene frega assolutamente nulla? Pietro, hai visto un SMS, ma proporrà il reddito di cittadinanza europeo? Così ci avviciniamo anche al super bonus, al sondaggio. È uno degli elementi del programma, perché con l'introduzione dell'intelligenza artificiale circa il 60% delle persone perderanno il lavoro. Durante il periodo di riformazione per trovare un nuovo lavoro, chiaramente ci vuole una ridistribuzione del reddito in più che viene prodotto dall'intelligenza artificiale, per cui la possibilità di ridistribuirlo come reddito di cittadinanza europeo e anche nella possibilità appunto di calare gli orari di lavoro per chi lavora e con l'intelligenza artificiale produce di più. Prima non lavoriamo nessuno
Il tema è anche legato all'intelligenza artificiale, qua la preoccupazione c'è, no? Se non è governato questo, al di là del reddito di cittadinanza europea ovviamente, ma dico, se questo fenomeno dell'intelligenza artificiale non è governato, cosa sul reddito di cittadinanza europeo? No, il reddito di cittadinanza è stata la tragedia italiana, quasi un voto di scambio lo definirei. Io penso che il reddito di cittadinanza abbia dimostrato il suo reale volto nel momento in cui ora finalmente ci sono dei posti di lavoro che sono sicuramente più ambiti da chi probabilmente preferiva rimanere magari a lavorare in nero realmente piuttosto che a non farlo proprio. Quindi il reddito di cittadinanza europeo lo vedo come una tragedia europea ulteriore rispetto a tutto quello che abbiamo dovuto subire in quest'anni, che hanno dovuto soprattutto subire i pescatori, gli agricoltori, gli allevatori, tutti coloro che hanno voglia di lavorare, che fanno della propria attività il futuro del nostro paese e in questo caso dell'Europa, e che in questo caso sarebbero ulteriormente e ancora di più in ginocchio. Pizzarotti, lei? Ma fatemi fare una battuta che il reddito di cittadinanza è sicuramente stato un voto di scambio, come ha detto la Cisint, ma con la Lega, per fare le leggi sulla sicurezza, quelle di Salvini, perché ricordiamo che tutto questo è nato quando erano al governo insieme. Adesso non è passato così tanto tempo per ricordare le grandi disgrazie del governo giallo-verde che hanno portato queste leggi assolutamente populiste, ideologiche, che non hanno prodotto nessun risultato. Quindi, prima di fare le battute agli altri, trovando che comunque il reddito di cittadinanza sia stata una pessima applicazione, gli unici che hanno trovato a lavorare sono stati i navigator, famosissimi, ma le persone normali no. Quindi è evidente che proporlo a livello europeo nelle modalità 5 Stelle cerca di riprendere un po' di voti di quelli persi, e spero in modo definitivo, e quindi cavalcando redditi e sussidi molto populisti, però che la Lega non faccia la santarellina rispetto a quando vuole propagandare il ponte sullo stretto, prima negato poi concesso, la TAV prima negata poi concessa, tutta una serie di situazioni in cui Salvini ha detto tutto il contrario di tutto. Quindi, tornando alle tematiche europee, parliamo di piano energetico, parliamo di qual è la nostra visione dell'approccio al cambio energetico europeo, di qual è un'armonizzazione per evitare paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea e quindi l'armonizzazione delle aliquote. Parliamo di tasse, come fare in modo che le nostre tasse non vadano all'estero perché le aziende delocalizzano. Parliamo di queste cose e le delocalizzano all'interno dell'Unione Europea, non sto parlando al di fuori. Allora serve parlare di temi concreti perché i cittadini ci possano ascoltare, se no rimane propaganda di partito. Allora questo mi piacerebbe discutere insieme a voi. Vito? Insomma, stiamo ascoltando argomenti sì, vari. Io ho letto... Questa è una loro proposta, che abbiamo già vissuto e commentato tanto in questi anni. Sì, però io stavo vedendo a proposito degli SMS che arrivano, anche per dare un po' di attenzione agli ascoltatori, c'era anche tutto un tema collegato appunto, in realtà anche un po' se pensi al super bonus, che è il tema dell'efficientamento energetico delle case, no? Questo è un tema anche secondo me importante, che invece se ne discute poco. Tutto il tema del cambiamento climatico, la transizione energetica è una cosa invece prioritaria, perché se da un lato c'è la grande questione sociale, lavoro, sanità, dall'altro lato c'è invece tutto il tema ambientale che magari nei dibattiti pubblici vedo sempre che è un po' trascurato, ma invece è assolutamente prioritario. Quindi noi non abbiamo bisogno di un'Europa soltanto della burocrazia, dell'austerity, delle imposizioni. Il tema della transizione ecologica è giustissimo, ma deve essere accompagnato, quindi le persone non devono avere la preoccupazione, il terrore che entro una data debbano efficientare la propria abitazione con risorse che magari non hanno. È giusto, però l'obiettivo è corretto, però ci deve essere un accompagnamento. Ma hanno votato il Green Deal, auto elettriche, macchine, case, 50.000 euro a famiglia costerà l'adeguamento delle case dei proprietari. No, ma dico, va accompagnato, ma è stato votato. Che viene invece sottovalutato, mentre invece il cambiamento climatico ormai è sotto gli occhi di tutti e i danni sono evidenti anche sul nostro territorio. Quindi o ci rendiamo conto e affrontiamo un tema così complesso con un po' di serietà e non
con propaganda, con serietà, o altrimenti a chi avremo lo porta invece avanti, di cosa preoccuparci come la di più. Cina in maniera Quindi, netta. ripeto, il tema del Green Deal quello sì è che incide. importantissimo ed è una grandissima occasione, badate, per l'Europa, anche per avere una leadership internazionale su questi argomenti, perché investire sulla transizione vuol dire anche creare occasioni di lavoro nuove, ma soprattutto vuol dire anche investire in innovazione, in ricerca e quant'altro, e non andare a ruota degli altri paesi, a partire dalla Cina, dai grandi competitor, che invece su questi argomenti molto più furbamente stanno investendo anche molto, e noi rischiamo di perdere un treno importante. Dopo la pubblicità daremo il risultato del sondaggio, prego. Non so dov'è che la Cina stia investendo nell'energia, sta investendo per venderci a noi le macchine elettriche, per ridurci noi a una situazione che non ha nessun senso. Loro stanno potenziando e stanno aumentando le centrali a carbone, questa è la verità. Diciamolo alla gente le menzogne che ha raccontato in Europa da anni, che non è assolutamente vero, è solo l'Europa che porta avanti queste folli politiche green ideologiche. India, Cina, questi paesi qua fanno centrali nucleari, centrali a carbone, vanno avanti su tutta un'altra strada, è una menzogna che tutto il mondo, ed è l'Europa che fa da guida, non gliene frega proprio niente. C'è il BRICS, ci sono paesi che stanno andando per i cavoli loro e stanno emergendo, c'è un'Africa che gli ha detto alla Francia a un certo punto: andate fuori dalle scatole, facciamo da soli. Questa è la verità, altro che Europa che fa da capofila. L'Europa sta andando non dico dove, questo è il discorso che stiamo vedendo. Poi sul discorso del reddito di cittadinanza mi permetto di inserirmi, perché è anche una questione sociale e sappiamo bene purtroppo i danni che ha fatto, come la questione del 110 e quant'altro. Però voglio ricordare a qualcuno, perché da una parte si dice c'eravamo o non c'eravamo, io ammetto, facevo parte della Lega, ero in Parlamento, ho votato il reddito di cittadinanza, è vero, è stato un compromesso, perché in politica ci sono anche i compromessi, ma non è che abbiamo fatto solo le leggi sull'immigrazione per fermare l'immigrazione clandestina, su cui evidentemente abbiamo opinioni diverse, ma siamo intervenuti anche sulla legge Fornero. Cioè vogliamo ricordare i danni che ha fatto la legge Fornero, vogliamo ricordare la necessità di quota 100, perché quelle sono questioni sociali di cui nessuno più ne parla, più nessuno se ne preoccupa. Cioè, quindi se vogliamo far finta che quando fa comodo appunto le cose vanno bene e poi sono dei compromessi, e poi quando fa comodo è stata una marchetta elettorale, allora vabbè, i problemi sociali rimangono, perché la realtà è questa, che il reddito di cittadinanza fosse una misura sbagliata da tanti punti di vista, non c'è dubbio, li abbiamo visti poi i danni, però che dall'altra parte ci sia un problema sociale anche per quello che riguarda i pensionati, il problema rimane, e questa Europa non ha dato nessuna risposta, anzi ha imposto queste cose qua, perché la legge Fornero ce l'ha imposta l'Unione Europea con i suoi diktat, con le sue regole, questa è la verità. E chi li ha votati quei provvedimenti poi in Europa sarebbe da andare a verificare. Fermi lì, De Monte. Una cosa, intanto abbiamo parlato molto di Costituzione, nella Costituzione si parla di lavoro e non di sussidi, dopodiché è evidente che è sempre stato così, se c'è una difficoltà lavorativa, un periodo transitorio, ci sarà un sostegno, ma non può diventare uno strumento di carattere strutturale. Dopodiché Europa, io non ne posso più di sentire l'Europa un soggetto diverso. Il governo italiano è nei tavoli decisionali, cioè al Consiglio europeo e coi suoi ministri come co-legislatore dall'ottobre 2022. È passato 1 anno e mezzo, quindi non c'è qualcuno a Bruxelles che decide, c'è la Premier Meloni, ci sono i ministri che vanno lì e decidono. Come ad esempio, a proposito di case green, il governo sulla prima posizione, la prima lettura, sicuramente anche dopo, ha votato a favore delle case green, ricordiamocelo, ed era una posizione molto più restrittiva di quella che è uscita fuori dal trilogo, cioè dall'accordo tra Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio. Qual è il trucco? Quello di andare a Bruxelles a votare a favore, come è stato detto a proposito di Giorgetti sul patto di stabilità, che ha negoziato questo testo, e poi venire in Italia disconoscendo, dicendo no, noi siamo d'accordo, noi non così, non colà, perché nessuno va a guardarsi i verbali e a vedere che cosa è stato votato. Allora la narrazione in questo senso deve essere definitivamente scoperta, perché oggi il governo non può dire che non c'entra niente, oggi ai tavoli c'è e conta, se no non li vedremo vicino ora a Macron, ora ad altri capi di Stato e di governo, come succede. Allora questa narrazione è chiaramente propaganda elettorale e così funziona. Dopodiché vedremo anche quale sarà la scelta del commissario, perché anche questa è una scelta. La Lega se l'è persa per strada quando è caduto il governo, perché aveva la sua possibilità, si parlava allora di Fontana, di Giorgetti, ve lo ricorderete. Chiaramente hanno aspettato un po' troppo e quindi alla fine il commissario è stato Gentiloni. Però stavolta
Sarà il governo italiano a doverlo decidere. Allora, pubblicità e dopo il risultato del sondaggio, tra poco. (22 e 41). Allora, prima di dare il risultato del sondaggio, tra qualche minuto, Pizzarotti, ricomincio da lei. Che risposta darebbe al sondaggio? Pizzarotti? Ma io darei direi assolutamente sì, che è stata un'idea sbagliata nell'applicazione. È evidente che c'è bisogno di accompagnare la transizione, si diceva prima che non può pesare sulle spalle dei cittadini e delle imprese, ma è evidente che l'obiettivo della transizione è necessario. Per come è successo è stato applicato male e abbiamo un debito che ci porteremo dietro i prossimi anni. Però mi faccio rispondere un secondo prima, che non sono riuscito, all'esponente di Libertà e dell'esponente Lega, che rivendicava misure che invece io rafforzo, sono assolutamente delle marchette elettorali, quelle della sicurezza, che non hanno affrontato il problema e l'hanno aggravato, perché le persone che oggi non riescono a entrare nel mondo del lavoro è perché sono state tolte tutti i diritti e le possibilità di rientrare in modo lecito nel mondo del lavoro, e questo è fatto a causa della Lega, che in modo propagandistico ha portato avanti questo e altre misure anche su quelle ambientali, senza mai vedere il reale beneficio per i cittadini. Meno male che lo stanno capendo e si è passati dal 30 all'8%, ma ripeto, bisogna guardare le misure reali, non la propaganda che è quella che state facendo, anche con un po', evidentemente lei ha cambiato schieramento, anche un po' così di malinconia rispetto al passato. Ma invece lei la malinconia si vede, dai, è passato da 2 o 3 partiti e capisco che forza di dai uno gli rimane indietro qualcosa, ma dai, insomma. Ma la critica era su quota 100 anche? Fino a un mese fa faceva parte di Più Europa, di cosa sta parlando? Lei cosa ha nostalgia di Più Europa? Allora non so. Che ha scelto di andare con Renzi, che è stata la scelta che io non ho condiviso. Lui fa il salto della quaglia e quindi non sa dove piazzarsi. Il giugno magari cambierà ancora, dai. Sì, ma ci sono tante speranze. Fermi, diciamo, non voleva Renzi, quindi no, Pizzarotti, questo non è un segreto, quindi ha lasciato Più. Ma io l'ho sempre dichiarato, non da poco, ma neanche gli elettori che vedono calare infatti i sondaggi del partito di Renzi, che anche se ha aggregato altri, e vedono aumentare il no. E infatti adesso Pizzarotti è un macello, non so se fa replicare come i Cini o la De Monte adesso, fermo lì. Ma gli argomenti ci sono sempre. Io non voglio difendere Renzi, dai, che devo darvi il risultato. Renzi, lascio la parola. Vabbè, non gliel'avrei chiesto, dai, come Cini si vuole sugli... vabbè, no, facciamo De Monte. No, facciamo De Monte, lasciamo perdere, diciamo, tutto il lato quota 100 che abbiamo già toccato e gli scambi di No, ma di intenti semplicemente una elettorali. considerazione. Noi siamo per gli Stati Uniti d'Europa, siamo per una unità. E non siamo per i veti soprattutto, cioè non diciamo a nessuno non ci devi essere. Quello che è stato fatto da Calenda, ma in questo caso devo dire sposato anche da Pizzarotti, è il fatto di dire no, tu non ci devi essere. E quindi poi, allora io dico, ma se noi andiamo in Europa a dire che non ci vuole il veto degli Stati e lo imponiamo addirittura nella nostra famiglia politica, è una cosa che è assolutamente inconciliabile, non sta in piedi. Cioè, ma poi non c'è il pensiero politico, no? Nel momento in cui c'è lo scazzo personale, il veto personale, la politica non c'entra niente. Ecco, noi non guardiamo le questioni personali, non guardiamo le diversità anche di carattere che ci stanno nella politica anche all'interno dei partiti, ma guardiamo i progetti politici, il futuro dell'Europa, è quello che non siete in grado di vedere voi purtroppo. Cosa, Pizzarotti? No, dicevo che forse a parole, a parte recitare quello che è stato detto sui veti e non veti, invece potrei benissimo esplicare quanti veti c'erano da parte di Renzi in modo strumentale, mentre almeno dalla nostra parte sono stati evidenziati nella misura e nelle manifestazioni. Renzi, l'ultima azione che ha fatto è stata quella di, come dire, non far candidare Danti. Andatevi a vedere la sua dichiarazione, perché alla fine Renzi passa lui e deve prevalere lui per gli interessi generali e non sicuramente quelli del partito. Più Europa non avrà eletti, li farà tutti Renzi, perché di fatto è il partito di Renzi, poi contenti loro, contenti tutti.
Ma la peggior cosa è pensare di sapere cosa succede nelle case altrui. È stata una decisione, io conosco anche bene Danti, posso dire, è stata una decisione sua di non candidarsi per diciamo, la situazione che si era creata. È stata una decisione sua, dopodiché ha detto, il vizietto... Ma magari avevo stampato spille, manifesti. Possiamo tornare agli argomenti delle europee, possibilmente. Non era Pizzarotti, ma no, però è da dire una cosa, non era Pizzarotti. Aveva già stampato i volantini e poi li ha ritirati, sì è vero. Fermi lì, fatemi vedere. Fermi. Dai che sono già le 22:46. Fermi. Ma mi fai vedere il sondaggio? Allora, che risponderebbe al sondaggio? Ma io assolutamente... Poi Pignedoli, Io trovo che sia stata un'idea sbagliata perché ha premiato le seconde case, ha premiato chi poteva tranquillamente arrangiarsi per la parte sua a sistemarsi la casa. Io credo che invece avrebbe dovuto essere una misura completamente, che tra l'altro costa e costerà moltissimo alle nostre casse, che poi sono quelle delle tasse di ciascuno di noi, e in realtà forse la misura giusta sarebbe stata quella di intervenire invece sugli alloggi pubblici, su tutte le case ATER, su tutti gli alloggi che oggi dimostrano veramente di aver bisogno non soltanto di riqualificazione ma anche di tutte quelle soluzioni tecnologiche che possono dare anche maggior risparmio, oltre che premiare la natura e tutto ciò, diciamo, che noi riteniamo importante per il futuro di questo paese. Quindi io avrei assolutamente detto che la misura è stata sbagliata per come è stata organizzata, per anche la possibilità che ha dato appunto di giochi non troppo legali durante il percorso. Pignedoli? Ma io credo che sia una misura giusta, tra l'altro l'ha decantata anche il Financial Times, che ha detto che è una misura espansiva. Sicuramente forse il Financial Times ha qualcosa più di lei Ma lei pensi per sé, perché guardi proprio sempre questa modalità personalistica che lei ha come Pizzarotti, è veramente un po' anche... Sto parlando del Financial Times, dove notoriamente... Sì, sto parlando del Financial Times, che ha decantato la norma come una norma espansiva, e peraltro la stessa von der Leyen ha detto che è una norma che deve essere, ad esempio, appunto per la riconversione green delle case. Se l'ha detto la von der Leyen siamo ancora più sicuri. Fermi, dai, dopo meno male che l'ha detto la von der Leyen. E vedo sempre che c'è questo atteggiamento però di massimo euroscetticismo da parte anche adesso della candidata Cisint, ma cioè mi chiedo come si fa a candidarsi però all'Europarlamento avendo così ostilità nei confronti dell'istituzione che si dovrebbe andare a rappresentare. Le do una notizia. Bene, per cambiare, perfetto. Allora diciamo che se si vuole andare là per spaccare tutto, per dividere, forse non è il percorso corretto per riuscire a fare dei cambiamenti che poi incidono veramente sui cittadini e portano dei benefici. Comunque sulla questione dell'efficientamento energetico, che diciamo è una misura fondamentale in generale, l'efficientamento energetico, perché la prima energia rinnovabile siamo noi con il risparmio e non con lo spreco che facciamo di energia, che è un bene prezioso. È evidente che l'intuizione era un'ottima intuizione, poi nell'applicazione ci sono state delle problematiche. A me invece quello che più preoccupa è quando sento delle distorsioni dell'uso del super bonus, quindi con anche dei problemi di legalità e quant'altro, che veramente è un dramma, e piombo nelle ali la legalità, la corruzione e piombo nelle ali del nostro paese. E il tema del super bonus appunto ha rischiato anche di naufragare in questo senso. Quello che però adesso è oggettivo, che sicuramente c'è un rallentamento per quanto riguarda il mercato dell'immobiliare per le case di un certo tipo, che prima beneficiavano, se non del super bonus, anche in generale dei bonus ristrutturazione e altro, e che adesso sicuramente sono un po' in difficoltà. Quindi questo è evidente, anche magari le preoccupazioni del settore dell'edilizia, che appunto vede adesso un azzeramento completo di qualsiasi tipo di misura che possa effettivamente sollecitare il mercato sia delle manutenzioni, delle ristrutturazioni, quanto anche delle compravendite. Come c'è? Io vorrei partire dal Financial Times e mi piacerebbe, ma mi informerò, perché credo che la collega non riesca questa sera a dirmelo, sapere da chi è finanziato il Financial Times, no? Perché se dice delle cose immagino che dietro c'è qualcuno che lo finanzia, e questo qualcuno immagino che siano i cittadini o delle persone che volontariamente finanziano questo bellissimo mezzo di informazione liberissimo, no? Ecco, per cui al di là di questo mezzo di informazione, il 110, questa misura è evidente che è l'ennesima
l'ennesimo spreco di denaro pubblico che abbiamo avuto in Italia, come lo è stato purtroppo, lo ammetto, il reddito di cittadinanza, uno spreco di denaro pubblico che non solo non ha portato nessun beneficio, ma ha portato un danno economico non tanto alle casse dello Stato, ma dei cittadini, perché quelli sono soldi dei cittadini che sono stati sprecati in quella maniera lì, oltre a tutti i procedimenti penali che ci saranno, civili, tutte le problematiche che sta portando dietro. E il fatto di dire ma però dobbiamo incentivare, dobbiamo rilanciare lo sviluppo infrastrutturale, tutto quello che si vuole, edilizio, cioè non è che per forza bisogna buttare soldi dalla finestra. Cioè io ricordo ad esempio il piano casa di Berlusconi, può piacere o meno, ma non era una manovra che prevedeva di dare dei soldi, prevedeva semplicemente di permettere ai cittadini di ampliare una casa, di ampliare un capannone, di ampliare un'industria, di sviluppo, e dava lavoro alle imprese edili. Ma quindi questo vuol dire che è una questione innanzitutto di mentalità, di dire da dove partiamo. Vogliamo dare una marchetta appunto elettorale, in questo caso sì, chiaramente, vogliamo buttare i soldi alla finestra o vogliamo veramente far lavorare le imprese in maniera sana? L'idea di qualcuno finora è stata purtroppo quella lì e il 110 ne è stato uno di questi strumenti. Poi sulla questione delle case green ritorno a dire, anche questa vorrei andare a vedere se il problema energetico e il problema dell'inquinamento sono le case dei cittadini italiani. Ma questa è un'invenzione dell'Unione Europea, una cosa ideologica. Ma stiamo scherzando, ma ci sono industrie, ci sono fabbriche, ci sono, voglio dire, gli aerei, quanta energia consumano, quanto inquinamento fanno, ma sono le case, ma è una cosa ridicola questa qua, che vuole semplicemente colpire cosa? Le piccole proprietà, colpire i cittadini italiani che pian pianino hanno risparmiato e si sono comprati la prima e la seconda casa. Questo vogliono andare a colpire l'Unione Europea, come colpirà gli ambulanti con la Bolkestein, come colpirà i balneari, come colpisce gli agricoltori, come colpisce tutte queste categorie. Esattamente. Questa è la realtà dell'Unione Europea. E il fatto di andare là a battersi contro questa Unione Europea non sta scritto da nessuna parte che se uno va là deve condividere quel sistema. Non sta scritto da nessuna parte. La Gran Bretagna ha eletto Farage a suo tempo, sono andati là gli europarlamentari di Farage della Gran Bretagna, a un certo punto hanno fatto un referendum, il popolo britannico ha fatto la Brexit. Voglio sentire De Monte per chiudere il giro su questo, poi credo che Saravito volesse aggiungere. Informo che purtroppo dopo la Brexit ci sono un sacco di intossicazioni alimentari nel Regno Unito proprio perché non ci sono i controlli che sono imposti dai regolamenti europei, ma siccome non stiamo parlando di questo ma stiamo parlando del 110% che è un provvedimento italiano, non è un provvedimento europeo, vorrei dire che anch'io non sono diciamo contraria alla misura in sé per sé, perché comunque i bonus per la riqualificazione, voi cappotti, voi tetti ci sono sempre stati. Qual è stato il problema? La modalità, perché hanno abbinato il 110% con la cessione del credito e questo è come dire aprire il rubinetto del gas, andare fuori casa, andare in ferie, cioè non sai quello che succede, è esattamente quello che si è verificato, cioè il debito pubblico che si è creato non è controllabile, cioè non è stato controllabile. Nel momento in cui iniziano poi a arrivare diciamo le richieste di rientro tra virgolette, alla fine si apre una voragine stratosferica che è quella che oggi sta delineando purtroppo e tracciando il bilancio dello Stato. L'ulteriore problema secondo me gravissimo è che si sono illusi gli italiani, cioè nel momento in cui tu dici agli italiani fate questi lavori che io poi da Stato ti do i soldi, perché di fatto si è andati naturalmente in anticipazione. Più di quelli che spendi. Ecco, oggi questi non si vedono rientrare dei soldi che hanno speso, anche gli incapienti, perché comunque questo è anche il problema, e si dice, perché non c'è altra soluzione, dobbiamo anche dirlo, no? In questa fase di dire ti pagherò in 10 anni, ma resta il problema di coloro che non sono capienti, cioè non hanno la possibilità di avere il credito d'imposta. Quindi è una questione anche di affidamento dello Stato, no? Si dice diciamo dell'affidarsi allo Stato, alla pubblica amministrazione, ti dice una cosa e poi non la fa. Quindi secondo me il problema è grosso dal punto di vista dell'immagine e soprattutto direi della sostanza dei soldi che non ci sono e per cui questa misura è stata applicata malissimo, ma non è un fatto, a proposito di citazioni di autorevoli esponenti economici, è stata definita la peggior politica fiscale degli ultimi 10 anni. Del resto ne stiamo vedendo gli effetti, cioè con l'importo che è stato speso per il 110% a pioggia, cioè, si chiama l'helicopter money, cioè butta i soldi a tutti, che fossero ricchi o non ricchi, indipendentemente se si è stabilito un criterio dell'ISEE, eccetera, eccetera. Non è un criterio innanzitutto equo, ma dobbiamo anche stabilire
in che misura, in che modo andare anche a sostenere la riqualificazione energetica. Invece si è fatto in maniera totalmente indiscriminata. Drogando anche il mercato, tra l'altro. Sì, creando oltretutto degli aumenti dei prezzi. Pignedoli vuole rispondere su questo, poi non so appunto Saravito. L'aumento dei prezzi è assolutamente non vero, perché si è dimostrato che negli altri paesi d'Europa nello stesso periodo i prezzi sono aumentati molto di più e gli altri paesi d'Europa non avevano il super bonus, quindi non è assolutamente vero. E poi soprattutto voi non calcolate il fatto che ha creato lavoro, ha creato cioè, tutto l'indotto che ha portato il super bonus, e anche adesso il super bonus è il male assoluto, è quello che ha creato i buchi. Allora il problema è stato bloccare la cessione del credito, non è stata la cessione del credito, è stato il blocco che ha creato dei problemi, e tutti questi buchi, voglio dire, il governo Draghi non se n'era accorto? Ha falsificato forse il bilancio? Sono arrivati col governo Meloni, chissà perché. Un governo che non sta facendo nulla e l'unica cosa che sa fare è dire che è tutta colpa del super bonus che, ripeto, è stato sostenuto anche da tantissimi partiti che adesso sono al governo. 129 miliardi di costo, diciamo. Vito, volevo aggiungere qualcosa? Sì, poi mi date il risultato tra adesso, poco. Al di là della vicenda specifica di super bonus, secondo me quando si affronta il tema dell'inquinamento in realtà e anche dell'efficientamento delle abitazioni, bisogna secondo me affrontarlo anche con la correttezza anche nelle cose che si dicono, perché è vero, è oggettivo che uno dei fattori di inquinamento è non solo le emissioni dell'industria, cioè il trasporto, che è un fattore importantissimo tra i principali, e poi anche appunto il riscaldamento ha messo anche questo, quindi sono dati oggettivi. L'importante però è appunto quello di accompagnare questi processi, non è che noi dobbiamo negare il problema, non si vuole di certo colpevolizzare nessuno, anzi chiunque ha una casa che vorrebbe avere non energivora, perché vorrebbe dire che risparmia, non inquinante perché vorrebbe dire che fa bene all'ambiente, e assolutamente indomotica e quant'altro, però è un fatto di costi, no? Quindi non è pensabile una transizione energetica solo per l'elite, deve essere una transizione energetica per il popolo. Pizzarotti ha un minuto, ma siccome se l'è presa con Comencini e De Monte prima, ha parlato meno di super bonus, voleva aggiungere qualcosa? Un minuto, No, torno solo su Comencini che ha citato i balli. Vabbè. Fermi, che tutto italiano. Vengo lì a Parma, ne discutiamo. Aspetti, che non si capita niente. Pizzarotti non abbiamo capito, ricominci. Chilometro quadrato, voi ditemi se è una cifra adeguata, incassa in tutto 100 milioni di euro per 2000 chilometri di costa, è una vergogna tutta italiana e del governo. Salvini anche qui prima ha detto non dobbiamo andare a bando, adesso che ha avuto torto. Quando arriveranno i cinesi si prenderanno questi impianti balneari, ne parleremo, allora sarà qua, vedremo cosa dirà lei. Facile parlare così adesso. Fermi, ho capito, uno alla volta, non c'è problema. Aspetti, Pizzarotti ha concluso, lei dice, cioè la Bolkestein dobbiamo applicarla, giusto, ho capito? Basta applicarla con buon senso, chi ha fatto l'amministratore lo sa, i bandi si fanno in modo adeguato. Usare lo spauracchio del cinese, dell'immigrato, di chiunque altro, usando populisticamente i cittadini, non fa crescere la consapevolezza del nostro paese. Noi dobbiamo informare, far capire che è uno scandalo che non si vada a bando, perché tutti sappiamo quanto ci si guadagna con le concessioni balneari, dello sfruttamento dell'acqua, dello sfruttamento delle cave. Serve avere un sistema regolato dove non pagano solo i dipendenti, non si può difendere solamente una categoria che si pensa vi voti, serve difendere tutte le categorie. Fermo lì, Cisint, cosa? 10 secondi e poi il risultato del sondaggio. No, io penso che il Pizzarotti abbia perso di vista la realtà delle questioni, anche perché per quanto riguarda il discorso della Bolkestein e tutto ciò che ne consegue rispetto alle gare, la questione non è applico la Bolkestein o non applico la Bolkestein, è la valutazione rispetto a investimenti decennali che sono stati fatti su territori importanti e che devono essere riconosciuti, e che trattare gli argomenti in maniera così superficiale è assolutamente sbagliato. Quindi siccome questa persona basta riconoscere nei bandi gli investimenti fatti. Fermo lì. Tutti senza fare una proposta accettabile da nessuna parte su nessun argomento. E quindi mi dispiace, lo rimandiamo al mittente. Chiarissimo, Pizzarotti, Cisint, fermi. Mi dà il risultato del sondaggio, Emanuele e Alessandro. Urca.
sì per l'84,7%. Pignedoli, super bonus, un'idea sbagliata per l'84,7% dei nostri telespettatori. Un valore, sondaggio a valore statistico, è sempre un'impressione. Beh, sì. Insomma. Prego. Se Adesso tutti i dirà che i giorni si cittadini continua a hanno torto. ripetere, no, se tutti i giorni si continua a ripetere ai cittadini che il male assoluto è il super bonus, poi alla fine ci credono. Perché i cittadini sono tutti fessi. Allora, Beh, se votano alcuni personaggi, certo che sì. A questo sono d'accordo. urca, va bene, fermi lì. Grazie Sabrina Pignedoli, Federico Pizzarotti, grazie Isabella De Monte, Sara Vito, Anna Maria Cisint e a Vito Comencini. A voi soprattutto per averci seguito, per i tanti SMS e la partecipazione al sondaggio. Grazie a tutti, buonanotte da Ring.